Università degli Studi di Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia. Dalla notizia alla solidarietà internazionale. Manifestazione per ricordare il terremoto di Messina nell'aula magna dell'Università di Messina. Delle stampe con delle bellissime foto del terremoto sono raccolte su pannelli nel salone antistante l'aula magna dell'Università di Messina, nel rettorato. Queste che vediamo sono russe, pubblicate da giornali in Russia. Qui abbiamo un marinaio russo con la divisa russa di fronte a un palazzo distrutto, la palazzara probabilmente. Qui ci sono altri marinai di fronte alla palazzata, che era un edificio di 700 metri di fronte al porto, il teatro marittimo della città. Qui ci sono delle navi da guerra che si avvicinano al molo semidistrutto e sprofondato nel mare. Le barche sono a livello del molo praticamente, il molo si è abbassato di almeno mezzo metro. Questa è la città come si vede dal mare, ancora con il fumo che sale in mezzo agli edifici, la polvere, i crolli. Questa è una nave alla fonda nel porto di Messina, proprio accanto al punto dove ora c'è la Madonnina. Questo invece è un giornale francese che riporta delle foto d'epoca. Una mamma, una donna con un bambino sembra in mano. Questo è un giornale spagnolo, Nuevo Mundo. Questa è un'illustrazione questo è un giornale spagnolo. Le foto della catastrofe. Qui si vede una chiesa, all'interno di una chiesa. Le persone che scappano, portando via tutto quello che possono.